chiamo Zorzini Alberto, sono un creativo, graphic designer, illustratore e pittore. Non disdegno la scultura, ogni tanto mi può capitare di fare qualche modellino in creta, ma diciamo che la pittura, il segno e la pittura sono le cose che forse incidono di più nel mio animo. Dunque, fin da bambino mi piaceva disegnare, quindi la mamma che mi comprava le matite quando avevo 7-8 anni, e alle elementari ricordo che invece dei temi in classe facevo lo storyboard, cioè le vignette, no? Mi piaceva poi fare il raccontino per disegni, ecco. E quindi si è sempre consigliata una scuola a carattere artistico. Alle medie, diciamo, questa situazione è diventata ancora più importante, c'era ancora più senso andare in una scuola a carattere artistico. E finite le medie, infatti, ho frequentato il Sello a Udine, dove ho incrociato sicuramente degli insegnanti che mi hanno formato da un punto di vista artistico. E faccio anche i nomi, sono Mario Baldan, Federico Santini e Sergio Mazzola, anche se indirettamente alcuni di loro, però come personalità proprio. Allora, fin dai primi anni della scuola d'arte, le tematiche, le cose che mi piacevano disegnare, poi in fondo erano soprattutto il corpo umano, quindi atleti, anche perché facevo atletica e quindi c'era una correlazione, insomma, no? Ma però anche poi cercavo dei testi dove poter indagare sulla muscolatura, sulla fisiologia del corpo umano. Non ho disdegnato mai il paesaggio piuttosto che la ritrattistica, però sicuramente il corpo umano nella sua integrità, nella sua interezza, era quello che mi appassionava di più, legato in questo caso allo sport. E negli anni poi, non so, sarà forse anche un fatto ormonale, ho cominciato a disegnare corpi femminili. E l'ho fatto con una grande passione, con una grande voglia di scoprire il genere femminile, no? Quindi c'era anche un lato, la valenza psicologica forse poi alla fine, no? Cioè quel femminile che forse mi appartiene anche, quella parte di femminile, quindi scavavo dentro di me, cercavo di portarlo in superficie, insomma. Ed è una cosa che faccio tuttora, quindi mi chiamano un po' il pittore del femminile, delle donne, no? Qualcuno usa altri termini, ma evitiamo. E quindi diciamo che da diversi anni questo è il tema principale. Poi non disdegno l'astratto, per esempio, quando sono libero quando riesco a liberarmi della fisicità e quindi il colore prende il sopravvento e le pennellate si aggiungono ad altre pennellate, creano delle velature, creano delle sensazioni. Non lo so perché lo faccio, proprio per cercare nel colore qualche motivazione che però mi sfugge. Allora, io lo studio a Udine, in Riva Bartolini, centro a Udine. Abito a Butrio, abitavo a Udine, ma Butrio nella mia vita è contato tantissimo. Ricordo che quando facevo atletica e avevo 19-20 anni, io venivo a fare le sedute di recupero sull'Oronco a Butero, mi facevo i giretti lentamente, lo stretching, no? E al di là di questo mi piaceva proprio il contesto, le colline moreniche, no? Queste colline che
pianura si sollevano improvvise, insomma. E questo mi è sempre affascinato. Quindi venire poi ad abitare a Butrio è stato un regalo. È difficile definire l'aspetto artistico, perché dipingo, perché disegno soprattutto, no? C'è qualcosa di molto intimo in tutto questo, qualcosa che appartiene al mio animo, alla mia sensibilità, alla mia psicologia sicuramente. E quindi l'arte non è una fuga dalla realtà, è impreziosirla, è creare bellezza, è creare alternative alla stupidità umana.